Moneglia è un comune che conta 2548 abitanti, situato sulla riviera di Levante ad est di Genova, di cui è l'ultimo comune orientale del territorio metropolitano. La cittadina si trova all'interno di un'ampia baia delimitata da due promontori, entrambi ricchi di vegetazione. A ovest troviamo Punta Moneglia e a est Punta Rospo. Il borgo fu un centro di rilievo in epoca romana grazie alla sua posizione strategica rispetto all'antica via Aurelia. L'importanza storica del territorio monegliese viene ulteriormente testimoniata e risaltata dallo storico Agostino Giustiniani nei castigatissimi annali della Repubblica di Genova del 1537. Dopo la perdita di 37 cittadini nella Grande Guerra del 15-18, la comunità monegliese subì diversi e luttuosi bombardamenti aerei durante le fasi cruciali e finali della Seconda Guerra Mondiale, mirati alla distruzione del ponte ferroviario lungo la linea Genova-La Spezia. Principale prodotto di questa zona è l'olio d'oliva, che ha ottenuto negli anni scorsi la DOP Riviera Ligure di Levante. A Moneglia i candidati a sindaco sono due. Riteniamo che la nostra squadra costituisca un insieme equilibrato di esperienze e novità. Assicuriamo il massimo impegno, la presenza costante e la disponibilità ad ascoltare tutti, con l'obiettivo primario di migliorare la qualità della vita dei monegliesi. Intendiamo continuare a porre la massima attenzione ai bisogni delle persone. Dati alla mano, siamo il comune che destina al sociale la percentuale di risorse più alta di tutto il distretto. Continueremo inoltre a tenere bassa la tassazione locale, come abbiamo fatto in tutti questi anni, avendo l'aliquota IMU più bassa del comprensorio e la migliore agevolazione per gli immobili dati in uso ai familiari. Per tutto questo e per il resto del programma, che invito tutti a leggere, chiediamo ai monegliesi di rinnovarci la fiducia l'8 e il 9 giugno. Grazie. Penso che sia giunto il momento per Moneglia di voltare decisamente pagina. Dopo un ciclo amministrativo che è giunto al termine e che ha dato qualche segno di stanchezza, occorre ripartire col piede giusto per affrontare i problemi che ci sono e per dare uno sviluppo a Moneglia per i prossimi anni. Penso che la mia lista sia composta da persone competenti, capaci e volenterose, desiderose di mettere al servizio della cittadinanza la loro esperienza. Abbiamo in lista anche 3 ragazzi che ci hanno aiutato proprio a capire le esigenze dei giovani e questo è un tema che è stato un po' abbandonato negli ultimi anni e quindi noi vorremmo ricoinvolgere i nostri giovani nella gestione del bene pubblico. Quindi votate per noi, votate Moneglia di tutti.